Ecco, adesso interrompiamo il nostro percorso della Prima Guerra Mondiale e torniamo sulla figura di Rommel come generale, perché nel frattempo si è maturata un'altra guerra sulla quale poi naturalmente Rommel per 1000 motivi sarà coinvolto e avrà un peso fondamentale nella difesa della Germania, del fronte occidentale e tutta una serie di fattori che adesso vediamo col contributo numero 4. Rommel, il generale assassinato da Hitler. Erwin Rommel fu uno dei generali più apprezzati della Seconda Guerra Mondiale da parte di tutte le forze in campo. Nacque il 15 novembre 1891 nel Württemberg, proveniva da una famiglia piccolo borghese e la sua origine a quel tempo non faceva presagire un futuro glorioso. Avrebbe voluto fare l'ingegnere, ma il padre, insegnante di matematica, lo spinse ad arruolarsi nell'esercito. Nel 1910 entrò nella scuola per cadetti militari di Danzica. Dopo l'accademia si arruolò nel 124° reggimento fanteria di Württemberg. In questo periodo conobbe la futura moglie Lucia Maria Mollin, detta Lucie, di origini italiane, figlia di una coppia di immigrati veneti della zona di Conegliano. Si sposarono nel 1916 mentre Rommel era in licenza durante la Prima Guerra Mondiale. Dalla loro unione, dopo 11 anni, nacque un figlio, Manfred, che sarà poi negli anni 70 eletto per 3 volte consecutive sindaco di Stoccarda. Rommel si distingueva dai suoi contemporanei. A differenza dei colleghi non beveva alcolici, non fumava, era fedele alla moglie e si dedicava solo alla sua professione. A 23 anni il suo biografo lo definì un perfetto animale da combattimento, freddo, instancabile, inflessibile, rapido nelle decisioni, incredibilmente temerario, quindi un valoroso. Il suo battesimo di fuoco arrivò nel 1914 sul fronte francese, dove venne ferito per la prima volta. Nel 1915 ha la Croce di Ferro di prima classe per le sue tattiche di infiltrazione e questa dote gli permette di passare in grado, diventando tenente. Resterà al fronte combattendo in Francia, Romania e in Italia. Nel 1918, finita la guerra, Rommel è senza professione e senza soldi, ma viene notato dal generale von Hepp, che lo inserisce nei 4.000 ufficiali idonei a costituire il nuovo modello di esercito tedesco. Nel 1937 è al comando del battaglione Guardia del Corpo che difende proprio Adolf Hitler. Promosso generale allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, viene nominato comandante della 7ª divisione di Panzer e l'anno seguente comandante delle truppe tedesche nel Nord Africa. Famoso per aver guidato il suo esercito da davanti piuttosto che da dietro, come la maggior parte dei generali, Rommel ottenne una serie di successi e si guadagnò il soprannome di Volpe del deserto per le sue tattiche di guerra in Africa e in particolare nella battaglia di El Alamein. Di lui Churchill disse davanti alla Camera dei Comuni: abbiamo di fronte a noi un avversario molto audace e abile e, se posso dirlo, al di sopra delle stragi di guerra, un grande generale. Alla fine Rommel sarà sconfitto dalla superiorità di uomini e mezzi del generale Montgomery nella seconda battaglia di El Alamein nell'ottobre del 1942, che sancì anche la definitiva perdita dell'Africa del Nord per le forze dell'asse Roma-Berlino. Hitler però non lo ritenne responsabile della sconfitta. Rientrato in patria, gli viene affidato il comando delle forze tedesche in Normandia, organizza il Vallo Atlantico, il sistema di difesa della costa europea sull'Atlantico, dove avverrà lo sbarco del D-Day. Dopo lo sbarco alleato, Rommel si rese conto che la Germania stava perdendo la guerra e iniziò a porsi il problema su come evitare al suo paese un disastro. Fedele alla Reich e al Führer, però, continuò a combattere fino a che non venne ferito in Francia nel luglio del 1944, pochi giorni prima dell'attentato fallito a Hitler. Il complotto contro il Führer fu vendicato nel sangue. Rommel, indagato dalla Gestapo, venne ritenuto colpevole perché, pur non avendo partecipato, sapeva del complotto e non lo aveva denunciato.
Il 14 ottobre 1944 ufficiali tedeschi raggiunsero Rommel nella sua abitazione, dandogli la possibilità di scegliere tra un processo pubblico per tradimento oppure la possibilità di togliersi la vita, garantendo però l'incolumità della sua famiglia. Rommel venne prelevato dalla sua abitazione e portato in una località segreta dove si tolse la vita con una capsula di cianuro. La sua morte fu ufficialmente attribuita alle conseguenze della ferita di qualche mese prima. A Rommel furono tributati i solenni funerali di Stato che si tennero a Ulma con grande eco in tutta la Germania. Ecco, torniamo al nostro protagonista, Rommel, e Giulio Bobbo ci vuole spiegare meglio, entrare nell'argomento di questo personaggio che l'abbiamo visto nella Prima Guerra Mondiale, ma adesso entra nella Grande Guerra, Seconda Guerra Mondiale, e sarà veramente un protagonista a 360 gradi. Prego. Assolutamente, diciamo, le qualità che lui aveva come comandante sul fronte tornano estremamente utili in una guerra come la seconda, dove appunto è possibile muoversi molto più velocemente, perché adesso ci sono dei mezzi che ti permettono di avanzare anche di 50 km al giorno se ne hai la possibilità. Quindi i carri armati della seconda guerra mondiale non sono più delle specie di navi di terra che dovevano semplicemente attraversare le trincee nella prima guerra mondiale, sono dei mezzi che hanno la possibilità di muoversi molto in fretta, e lui, che ha una visione, è una persona che è capace di avere una buona visione tattica di quello che è intorno a lui, è in grado di appunto usare le sue doti di sfruttamento dell'iniziativa, di inventiva, che poi lo hanno reso molto famoso. Insomma, lui ha combattuto in Polonia, è stato il comandante della 7ª divisione Panzer in Francia, e poi sostanzialmente viene mandato in Africa con un compito abbastanza difficile, perché ricordiamo perché è esistito l'Africa Corps. Non è molto bello, perché si parla di una deficienza grave delle forze armate italiane, ma noi sappiamo che quando l'Italia dichiara guerra al Commonwealth inglese, il generale Graziani riesce a fare una piccola avanzata che si addentra in Egitto per qualche chilometro, poi si deve fermare perché non ha, diciamo, il treno logistico adatto per continuare ad avanzare, e poi una piccola controffensiva inglese che avrebbe dovuto semplicemente fermare gli italiani e metterli sulla difensiva porta al collasso dell'esercito italiano in Africa, perché i nostri soldati avevano pochissimi carri armati, erano quasi tutti a piedi, avevano poca acqua, avevano poco cibo, arrivano questi carri armati inglesi che praticamente li ricacciano indietro oltre Bengasi. A questo punto appunto viene mandato uno dei comandanti migliori quando si tratta appunto di prendere l'iniziativa, e riesce a rimettere la situazione in una fase di equilibrio, e poi lentamente insieme alle truppe italiane a muoversi avanti e quindi riconquistare Bengasi, poi Tobruk, poi si riesce ad arrivare fino ad El Alamein, e poi ad El Alamein succede l'inevitabile, perché appunto nel momento in cui gli americani sono entrati in guerra, quindi non hanno più necessità di dissimulare l'aiuto agli inglesi, e sostanzialmente nell'arco delle stesse settimane si ha uno sbarco americano in Algeria e in Marocco, e dall'altra parte c'è un'ottava armata che è completamente stata riequipaggiata in gran parte anche con materiale americano, anche con i primi carri Sherman, che non avevano la capacità che semplicemente erano troppo potenti per i pochi carri italiani e per i carri tedeschi che erano a livello ma erano molto meno. Comincia una ritirata che poi finirà a maggio a Tunisi. Da questo punto di vista si vede anche un po' quelle che erano anche le mancanze di Rommel. Ovviamente noi facciamo presto a dirlo seduti qui, però quindi era lui che si è trovato in questa situazione quasi impossibile, però appunto qualcuno dice che appunto il suo voler essere sempre davanti non è necessariamente un pregio, o quantomeno non è importante sempre essere davanti alle tue truppe, perché tu sei, torniamo a parlare di leadership, tu sei il comandante, tutto quello che succede è tua responsabilità, quindi tu devi essere messo nella possibilità di avere un costante flusso di informazioni che ti danno la possibilità di decidere cosa fare e poi mandare gli ordini.
Questo può essere fatto quando tu, e con la seconda guerra mondiale noi cominciavamo ad avere degli apparati che ti permettevano di avere queste informazioni, quindi esistevano le radio molto più diffuse. Quindi lui si dice che in alcuni momenti chiave non era al suo comando, ma era in giro per il deserto a controllare le truppe, ha perso dei momenti importanti che avrebbero potuto rallentare la situazione. Sì. Detto questo, noi siamo qui a dire queste cose, ma penso che si possa dire che nel tardo 42 era praticamente impossibile salvare il fronte africano. Certamente. Era impossibile perché era, diciamo, quel poco che era rimasto delle truppe italiane e tedesche era attaccato su due lati. Si è trattato tutto al massimo di dilazionare, e in questo ci sono più o meno riusciti. Sì, allora normalmente diciamo la storia la spieghiamo, il generale ha sbagliato, lui ha fatto giusto, ma difficilmente andiamo a vedere in maniera molto precisa quali sono state le tante cause. Per esempio la mancanza di carburante, la mancanza da parte degli italiani di carri armati, perché noi li chiamiamo carri armati, li produceva la Fiat, ma erano delle barzellette, cioè erano carri armati lunghi, mi pare 3,5 metri, 4, quindi rispetto a un carro armato, un Panzer tedesco, ce ne volevano 200 per poter abbattere, e non avevano nemmeno un cannone in grado di poter abbattere per colpire un carro armato avversario. Quindi noi eravamo sforniti, siamo entrati in guerra, non solo, ma non avevamo nemmeno gli aerei. Per quale motivo? Perché Mussolini, quando dichiara guerra, i veri motori, i grandi motori degli aerei italiani erano inglesi. E noi entriamo in guerra, questi ovviamente hanno smesso di fornirci e abbiamo dovuto in qualche maniera affrontare questo problema. L'industria italiana ha dovuto inventarsi, producevano già dei motori ma non a livello di quelli invece che produceva l'Inghilterra, e tutta una serie di fattori che sono concorsi in questo senso. Ecco, quali sono gli altri fattori che hanno determinato questa impossibilità da parte di Rommel? Abbiamo detto mancanza di carburante, la non conoscenza del territorio, giusto? Fusaro? Sì, Rommel si trova nel deserto. Allora, se prima, quando comincia l'Africa Corps ad avere del vantaggio, o meglio, a intervenire, riesce anche per dei suoi stratagemmi, ad esempio quando fa vicino ai carri alzare la polvere per sembrare che siano di più. Come dicevamo, appunto, Rommel è un genio della tattica, dei movimenti nell'immediato, e riesce anche ad avere alcuni buoni risultati. Però poi ricordiamoci che mentre lui non riceve il supporto che aveva chiesto a Hitler, perché Hitler fino all'ultimo non manda nulla per aiutare Rommel, era impegnato su altri fronti. Dall'altra parte invece sbarca un certo Montgomery che con l'avvento inglese riesce a tenere botta, e soprattutto arrivano gli americani che non sono preparatissimi per la guerra. Infatti nei primi scontri Rommel riesce a averla meglio, cioè l'esercito più preparato e più esperto di Rommel, guidato da Rommel, riesce a sconfiggere gli americani, ma questi hanno più risorse, e ritorniamo al solito discorso, riescono ad avere di più. Se vogliamo, sempre col senno di poi, come giustamente si diceva, forse uno degli errori di Rommel in quella situazione è volere a tutti i costi continuare sempre all'attacco, tant'è che proverà ad attaccare e lo stesso Churchill dirà: questo è matto, cioè è folle provare a fare queste azioni sempre di attacco. Alla fine è costretto a ritirarsi perché si trova proprio senza le risorse per poter continuare. Ma questa battaglia, per i nostri telespettatori, a cosa serviva in Africa? Per conquistare l'Africa, o c'era un punto strategico tipo Suez? È chiaro che la spedizione italo-tedesca in Africa doveva spingersi molto oltre, molto avanti prima di insabbiarsi, perché bloccati dagli inglesi. Rommel si rende conto che nonostante le migliaia, 100.000 uomini, si dice che tra italiani e tedeschi erano su queste sabbie, su queste dune,
lo scontro è impari e suggerisce il ritiro, appunto come sottolineavo in esordio di trasmissione. Capisce che questo fronte è indifendibile. Gli inglesi stessi con minori risorse e con minori soldati avevano già dimostrato di riuscire a passare al contrattacco. C'è anche una diatriba, una diversa visione di come condurre la guerra in Africa con un altro generale, von Arnim, un generale tedesco che invece più baldanzosamente pensava che fosse possibile portare avanti una diciamo avanzata su quel fronte lì. Ma noi vediamo che Rommel, là dove è stato spostato sui vari campi di guerra, dalla Libia dissente con von Arnim, dalla Russia, perché anche in Russia dissente con quell'ordine perentorio di Hitler di combattere fino alla fine, e lì Rommel ne esce sconvolto per un ordine che è contrario a ogni logica militare, perché Rommel aveva anche un'altra peculiarità che è giusto ricordare: aveva a cuore i soldati, erano persone da salvaguardare, non erano cartucce o carne da macello come alla Cadorna è stato considerato. Quindi lui si rende conto che con questi principi e con gli ordini in contrasto che riceveva non riusciva a essere più quel generale da battaglia per cui si era imposto. Lo stesso dicasi sul fronte della Normandia, quando viene incaricato insieme con von Rundstedt, con un altro generale, ma è subordinato, lui è secondo, Rundstedt è il primo, gli si dà subito ordine, per ordine di Rommel, di rinforzare le difese sulla spiaggia. Quando gli alleati sbarcheranno appunto la notte del 5-6 giugno del 44, non era ancora finito il Rommel Belt, cioè quella rete che doveva fermare. Si parla a malapena degli asparagi di Rommel, questi asparagi fatti così a mo' di lingue di ferro, che dovevano proprio fermare l'avanzata anche dei blindati. E un'altra cosa ancora, Rommel era stato comandante supremo in Italia prima che fosse nominato Kesselring. Riceve anche questa, diciamo, responsabilità, entra un po' in contrasto con Kesselring, ma aveva preparato, già con la lungimiranza che Hitler diffidava appunto degli italiani, aveva preparato la discesa da verso i vari, diciamo, fronti, e appunto dall'est all'ovest aveva preparato la difesa o la discesa delle truppe tedesche in Italia quando l'Italia ha fatto il cambio di alleanza. Quindi su questo piano dimostra una preveggenza strategico-militare, e Hitler lo dirà: avrei dovuto darle retta prima. Questa è una delle concessioni benevole di Hitler a Rommel, che è accertata. È una delle poche ammissioni che fa Hitler. Hitler aveva sempre ragione, poi naturalmente faceva disastri, ma come diceva Alberto Sordi, io sono io e voi non siete. Ecco. Allora passiamo al prossimo contributo, Rommel, Vallo Atlantico. Erwin Rommel e il Vallo Atlantico. Dopo l'avanzata dell'Armata Rossa sul fronte orientale e l'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco della Gran Bretagna nel dicembre del 1941, la strategia bellica tedesca fu orientata su un piano difensivo. Nel 1942 Hitler aveva ordinato la costruzione di un esteso sistema difensivo costiero sulle coste dell'Europa nord-occidentale, dalla Norvegia fino al sud della Francia. Sin dal giugno 1940 le truppe tedesche contesero alla Gran Bretagna il controllo delle zone costiere tra Calais e Boulogne, con l'obiettivo dichiarato di sfruttarle come basi avanzate per l'invasione dell'Inghilterra. Tuttavia, dal dicembre 1941, dopo il fallito tentativo della Luftwaffe di assumere il controllo dei cieli d'Inghilterra e con le richieste di un sempre maggior numero di truppe tedesche in altri fronti, l'alto comando tedesco decise di fortificare le coste francesi in modo tale da evitare qualsiasi azione di disturbo da parte britannica. Il 23 marzo 1942 Hitler emanò la direttiva numero 40, con la quale si predisponeva la creazione del Vallo Atlantico. La prima regione a essere fortificata fu quella del nord, passo di Calais. Il sistema difensivo era costituito da basi sottomarine, batterie costiere, bunker e casematte, alloggiamenti per le guarnigioni e stazioni radar.
Il comando della Wehrmacht per tutto il fronte occidentale venne affidato al feldmaresciallo Gerd von Rundstedt, che oltre a supervisionare i lavori aveva il compito di difendere quasi 5.000 chilometri di costa. L'obiettivo era di creare 15.000 strutture difensive in calcestruzzo, di cui 10.000 sarebbero state costruite tra i fiumi Schelda e Loira. Tuttavia, verso la fine del 1943 erano state completate solo 8.000 strutture difensive. Nel novembre del 1943 il feldmaresciallo Erwin Rommel assunse, per volere di Hitler, il nuovo incarico di supervisore delle difese occidentali, primariamente di quelle costiere. In pochi mesi Rommel fece completare altre 4.000 strutture e disseminò l'Europa nord-occidentale di 500.000 ostacoli di vario tipo. La direzione tecnica per la costruzione del Vallo Atlantico fu affidata all'organizzazione Todt, un ente di costruzioni che operò inizialmente nella Germania nazista e poi in tutti i paesi occupati. Creata da Fritz Todt, ministro degli armamenti e degli approvvigionamenti, l'organizzazione operò in stretta collaborazione con gli alti comandi militari durante tutto il conflitto, obbligando al lavoro coatto più di 1,5 milioni tra uomini e ragazzi, soprattutto prigionieri di guerra internati nei lager, manodopera sfruttabile fino alla morte. Prima del giugno 1944 vennero aggiunte altre 2.000 strutture difensive, 200.000 ostacoli e 2 milioni di mine furono poste lungo le coste francesi e nell'entroterra. Nonostante l'impegno di Rommel, i lavori di fortificazione del Vallo Atlantico non furono mai totalmente completati, anche a causa della mancanza di fondi e di risorse. La linea di difesa venne così sfondata durante il D-Day dagli alleati, che sbarcarono in Normandia il 6 giugno 1944. Ciò nonostante, alcune posizioni fortificate lungo il Vallo Atlantico resistettero a lungo agli attacchi anglo-americani. Tra queste, quelle di Saint-Marcof e di Merville rappresentarono veri e propri ostacoli insormontabili per le forze alleate di invasione. Ecco, proprio questo Vallo Atlantico praticamente, tolto il fronte russo e quello africano, che era poca cosa, in realtà è il fronte che gli tedeschi temono di più. A sud hanno la Francia, che ormai è diventata alleata dei tedeschi, l'Italia da sempre è alleata con i tedeschi, quindi la Jugoslavia conquistata, Grecia lo stesso, di conseguenza hanno un fronte russo che è quello che sarà il punto più caliente per Hitler, ma soprattutto il Vallo Atlantico. E lì ci sono due strategie per il Vallo Atlantico. C'è una strategia che è quella di Rommel, di fare la frontiera lungo la costa. C'è una seconda strategia invece di farla verso l'interno e quindi aspettare che gli alleati sbarchino e poi controattaccarli. E questa però non viene applicata. Prego, professore. Sì, come detto all'inizio, a un generale tipicamente all'attacco viene data la difesa, e già qui cresce uno dei problemi. È vero che Rommel era fra quelli che prevedeva lo sbarco in Normandia, mentre molti, tra cui anche Hitler, pensavano a Calais. E anche quando sbarcano in Normandia non tutti ancora sono convinti che sia il vero reale sbarco, ma che forse sia a Calais. E inoltre il giorno in cui gli alleati sbarcano in Normandia, Rommel è a trovare la moglie a casa, quindi di tutta fretta deve tornare sul fronte e tutto quanto. Qual era quella delle due la soluzione che forse avrebbe potuto essere migliore? Non lo sappiamo sinceramente, non me la sento di esprimere un giudizio se forse era meglio aspettare un po' indietro o effettivamente era quella la cosa migliore. Resta il fatto che Rommel in qualche maniera viene sconfitto dalla sua stessa tattica, cioè quella di rompere, di insinuarsi nel fronte per poi colpire. Se fosse stata più indietro, ma probabilmente con alcuni aviolanci che in realtà creano più scompiglio che altro, non lo sappiamo se sarebbe funzionata, insomma. Certo. E qui rimane sempre nel dubbio, sta di fatto che ritorniamo al solito discorso che a un certo momento però la Germania si ritrova
senza risorse, mentre Certo. Gli alleati hanno la possibilità con gli Stati Uniti di intervenire, di rincalzare le proprie truppe, la Germania si trova ormai spacciata e Rommel l'aveva, se non altro, previsto. Ecco, questa tattica, se fare il fronte atlantico sulla spiaggia oppure farlo come retrovia e aspettare che tutto lo sbarco avvenisse e poi aggredirlo, quindi a quel punto avrebbero veramente stravinto, perché ricordiamo che lo sbarco in Normandia è il punto chiave dell'equilibrio della guerra. Se fosse fallito quello avrebbero dovuto aspettare almeno un anno per riorganizzarlo. Parliamo di migliaia di navi, ma addirittura di barche, di barconi, di pescherecci che vengono usati per trasferire materiale nello sbarco in Normandia. Professor Bobbo, forse era meglio la seconda tattica, e qualche storico dice prende lo spunto dalla battaglia di Costantino lungo il Tevere, e questo perché Costantino consente allo sbarco dei suoi nemici e poi li attacca e ne avrà la vittoria completa. Prego, professore. Ora, premesso che io non sono uno storico militare a tutto tondo, però vorrei partire con una provocazione, se mi permette. Prego. Costantino non doveva preoccuparsi dell'aviazione. Ah sì, certo. Detto questo, perché Rommel si era orientato verso una difesa sulla spiaggia? Perché lui sapeva che innanzitutto facciamo una contestualizzazione, stiamo parlando della primavera del 44. Com'è la situazione in questo momento? Allora, il fronte russo la situazione è già gravissima, non diventerà il collasso che verrà dopo l'operazione Bagration, ma è già una situazione dove le truppe tedesche sono in piena ritirata, con perdite che noi non ci possiamo immaginare. In Italia c'è un altro fronte, che è quello, in questo momento stanno per rompere il fronte di Cassino e stanno per muoversi. Sì. Un altro fronte si aprirà anche in Provenza, e in tutto questo ovviamente la coperta diventa corta e i tedeschi non hanno un numero infinito di soldati e di persone e di equipaggiamenti da mandare ovunque. Per cui cosa succede? Succede che sul varco atlantico vengono mandati i soldati feriti, che magari sono stati feriti sul fronte russo e poi vengono mandati in convalescenza lì, vengono mandati i soldati un po' più anziani, quelli che hanno più di 35-40 anni, per cui lui sa che nel momento in cui si troverà a combattere con gli alleati, l'unico momento in cui gli alleati avranno un momento di vulnerabilità è lo sbarco. Perché in quel momento c'è il rischio concreto di possono essere rispediti a mare. Ricordiamoci che ad Anzio nel febbraio del 44 gli alleati andarono molto vicino a essere sbattuti di nuovo in mare. In più sapeva appunto che c'era l'aviazione alleata. L'aviazione alleata aveva già al momento il dominio quasi totale della superiorità aerea, perché c'erano già problemi di carburante, venivano prodotti molti aerei da caccia tedeschi e anche di ottima qualità, ma molti di essi venivano usati per la difesa della Germania, perché erano già cominciate le grandi offensive aeree con più di 1000 bombardieri alla volta. Per cui lui pensa, se io li lascio scendere e se li lascio organizzarsi e poi cominciano a muoversi, questi cominciano a farmi fuori tutte le divisioni corazzate, quando un corpo armato si muove dal suo ricovero e comincia a muoversi, diventa un bersaglio, e questi me li fanno fuori ancora prima che comincino a muoversi. Se gli permetto di sviluppare la loro potenza sul terreno, praticamente gli permetto di sviluppare la loro potenza, ecco. Sì. Durante la seconda guerra mondiale c'è qualcun altro che ha usato questo metodo, lasciarli sbarcare e poi attaccarli. Chi erano? Erano i giapponesi. I giapponesi ad esempio a Iwo Jima o Okinawa, però lì la mentalità è leggermente diversa, perché quelle sono truppe votate alla lotta fino all'ultimo uomo, cosa che hanno fatto molto spesso, e quindi si dà già per scontato che moriranno tutti e che quindi li si lascia sbarcare e poi gli si rende la vita difficile per
tutto quello che è possibile, ma Rommel è un occidentale e lui voleva cercare di vincere una guerra. Ne avrebbe avuto anche la possibilità se la situazione fosse stata leggermente diversa, però appunto poi ci rendiamo conto che la strapotenza americana e inglese è talmente importante, la Francia non è alleata in questo momento della Germania, la Francia non esiste più, perché Vichy è stata smantellata alla fine del 42, la Germania è completamente occupata ed esiste la Francia libera di De Gaulle. Quindi sostanzialmente si tratta di cercare di colpirli in un momento di vulnerabilità, e lui aveva diritto a pensare a questo, perché c'era stata l'azione di Dieppe, che vabbè era stata progettata male, eseguita peggio, tutto quanto. Comunque quella volta lì quello che doveva essere un'invasione, non un'invasione ma un'incursione in forza, era fallita miseramente. Quindi diciamo lui ha ragionato con le informazioni che aveva. Ultima cosa, poi veramente vi lascio parlare. Si dice che lui era un generale in attacco. Ricordiamoci che la dottrina tedesca durante tutta la seconda guerra mondiale era stata quella di una difesa estremamente aggressiva, cioè anche quando il nemico abbia un'offensiva che gli permette di ottenere una vittoria, si fa seguire immediatamente un contrattacco violentissimo nel momento in cui il nemico si sta, non dico riposando, ma si sta riorganizzando per la difesa. In questo modo Kesselring è riuscito a sventare lo sbarco di Anzio, perché sì, è vero che non li ha rimandati in acqua, però di fatto ha fatto sì che tutto quello sbarco, con tutte le perdite che ha avuto, non servisse sostanzialmente a niente, perché non si sono mossi da lì e semplicemente hanno ricominciato a muoversi quando le truppe che venivano su dal sud dell'Italia si sono ricongiunte nel giugno del 44 e sono arrivati a Roma. È vero, ma fu anche accusato il generale americano di non avere la capacità di gestire questo sbarco, perché certo, ovviamente non è che i generali americani avessero un'esperienza di guerra come ce l'avevano i tedeschi, e di conseguenza si è trovato in una situazione che poi evidentemente non è riuscito a intuire qual è la strada migliore e andare direttamente verso Roma invece di fermarsi in quel punto. Ma naturalmente questi sono vari aspetti della storia che andare a fondo probabilmente troveremo delle altre soluzioni. E allora l'ultimo contributo brevemente, perché il tempo prego. No, ci sono dei dettagli curiosi sullo sbarco di Normandia. Rommel aveva individuato esattamente dove sarebbero sbarcati, mentre questa proprio in Normandia, non a Calais, prima cosa. Seconda cosa, visto che abbiamo ricordato l'uomo Rommel, era rientrato a Berlino per un regalo alla moglie e sulla rassicurazione dell'ultimo bollettino meteorologico che non sarebbero sbarcati gli alleati, bisogna dire anche questo, mentre è una mossa azzardata quella che fanno gli alleati di cogliere una schiarita in quei giorni appunto di giugno per tentare uno sbarco che ormai era improcrastinabile. Ricordiamo che i soldati erano in mare da 2 o 3 settimane e cominciavano ad avere anche il mal di mare, non ce la facevano più a rimanere lì. L'altra cosa, in quel momento in cui Rommel arriva solo molte ore dopo, perché da Berlino raggiungere la Normandia, in quel momento Hitler è assente, completamente assente, sta dormendo a Berchtesgaden nel suo rifugio del Berghof e ha dato disposizioni di non essere svegliato per nessun motivo, per cui aspetteranno almeno 7-8 ore prima che lui si renda conto che è avvenuto lo sbarco in Normandia, fatali per gli alleati. Ecco, ci sono dei fattori che non sono espressamente bellici, ma che devono, così suggeriamo ai nostri telespettatori, il signor Hitler era un drogato, ma non un drogato perché voleva essere drogato, perché aveva una salute cagionevole e il suo medico ebbe solo un medico che lo seguiva e normalmente lo riempiva di anfetamine o di ormoni tratti da organi del tipo il bue, eccetera, eccetera. Quindi era un uomo che era tenuto in piedi come se fosse un burattino, e lui sì, difatti dopo l'attentato, ne parleremo, di Hitler, corre il medico, lo riempie di anfetamine perché deve andare a incontrare Mussolini che arriva alla stazione, no? Quindi vi immaginate voi che limpidezza avesse in quel momento di capire come si muoveva e aveva degli stress notevoli perché la salute era cagionevole. Ecco, non lo giustifica, però riusciamo a far capire ai nostri telespettatori quali fattori hanno influito sulla guerra. E adesso passiamo all'ultimo contributo,
Rommel condannato da Hitler, perché a un certo punto Rommel ha una sorta di deviazione e dà i contributi, l'abbiamo da un film e vediamo. Ho detto che potete informare il Führer che sono pronto a rispondere alle accuse al processo. Il Führer ha espresso la speranza che la faccenda venga regolata senza esporre lei all'inevitabile pubblicità di un tribunale. Allora tanto meglio, che gli ritiri le sue accuse. Ma a suo giudizio un pubblico processo non può fare del bene a nessuno. Mi ha ordinato di rammentarle con la maggior decisione possibile del danno che testimonianze come queste arrecherebbero alla sua reputazione. Vuole dunque che io mi dica colpevole e chieda scusa. A lei. Oh, naturalmente non a me, è chiaro. Lo so cosa vuole, vuole che io tenga la bocca chiusa. Non vuole che io parli chiaro là dove si potrebbe ascoltare. Bene. Potete dirgli a mio nome che lo ringrazio tanto, ma che sarò capace di badare al mio buon nome e reputazione secondo il mio stile, in una regolare corte di giustizia. Ma a che scopo, eccellenza? Il verdetto è stato già pronunziato. Vi ha detto anche di dirmi questo? Le prove sono evidenti. Quale difesa è possibile? Allora, cosa mi suggerisce? Ritengo prima di proseguire che il feldmaresciallo debba sapere che la sua casa è circondata interamente. Sono gli ordini. Spero voglia comprendere. E che ambedue siamo armati. Lui cosa vuole che faccia? Egli ritiene che sarebbe bene, nell'interesse di tutti quanti, che lei si convincesse a risolvere questa situazione da solo, senza indugio e senza scandalo. Avanti. I vantaggi di una soluzione come questa nei confronti di un triste scambio di recriminazioni in una pubblica udienza sono, a sua opinione, molti ed evidenti. Più importante fra tutti, è chiaro, sarebbe la continuazione della sua popolarità. E il Führer avrebbe cura che neanche il più piccolo sospetto s'accompagnasse alla sua dipartita. Alla nazione tedesca verrebbe detto che ella ha ceduto al riaggravarsi delle sue ferite di guerra. Ciò verrebbe annunciato ufficialmente. E quindi il Führer, onorando la sua memoria, dimostrerebbe verso la sua famiglia una generosità degna della storia. Sono le sue parole, della storia. Il suo nome splenderà nella gloria che lei meritò un giorno, mentre sua moglie e suo figlio vivranno per il resto dei loro anni nella sicurezza e nel benessere. Ecco, è il momento in cui Rommel ci lascia e naturalmente è una sentenza già pronunciata da Hitler. Allora, in conclusione di questo percorso di storia, Patrizio Zanella, come muore Rommel? Ispira simpatia la figura di Rommel anche per come se ne esce. Hitler lo ha ormai condannato, appunto, ma vuole salvare l'onore di questo personaggio che in tutta la Germania godeva di una grande credibilità ed era ammirato. E manda questi due generali, siamo nel 14 ottobre appunto del 44, quindi manda questi generali e vediamo l'epilogo di accettare l'ipotesi di uscirne con un avvelenamento che poi viene fatto passare per conseguenza delle ferite riportate durante quel bombardamento degli aeroplani che aveva ricevuto in luglio, 3 giorni prima che ci fosse il famoso attentato a Hitler, sempre del 44. Ecco, l'ipocrisia di Adolf Hitler è tale di costringerlo al suicidio per salvaguardare l'onore, perché Hitler aveva bisogno di avere un eroe da presentare alla Germania. L'ipocrisia di Hitler continua anche mesi dopo, perché il 7 aprile del 45 voleva erigere un monumento a Rommel, mettendo ancora all'esempio di tutta la cittadinanza dei tedeschi. Ormai 7 marzo del 45 la Germania comincia a essere già bombardata parecchio, quindi è un personaggio, Rommel, che ispira simpatia perché non si fa corrompere dal nazismo, è fedele a dei principi di guerra e di combattimento che lui si è dato e che onora fino alla fine, quindi resta fedele a dei principi. Se vogliamo trovargli delle ombre nella figura di Rommel, è l'ambiguità nel rapporto col nazismo, l'ambiguità nel rapporto con la Shoah e la sua ambiguità nel rapporto anche con il complotto che voleva togliere di mezzo Hitler, l'attentato del 20 luglio. Ecco, queste sono 3 ombre, se vogliamo, che non inficiano comunque il valore del generale. Certo. Giulio Bobbo fu così
fu un po' vigliacco, forse la parola è un po' pesante, non vide che i campi di sterminio erano lungo il Vallo Atlantico, milioni, parliamo di 1,5 milioni di persone morte di fame e di stenti, e venivano poi, per liberarsene, venivano buttate nei getti di cemento, così sparivano nel nulla, non occorrevano gli altiforni che invece c'erano ad Auschwitz. Ecco, era così indenne dal razzismo, e poi se effettivamente se lo meritava questa fine. Prego. Allora, io ho pensato molto alla figura di Rommel prima di venire da voi oggi, e penso che la risposta più diretta è che Erwin Rommel è stato durante la Seconda Guerra Mondiale un generale al servizio della Germania nazista. Questo significa che, al netto delle sue convinzioni, perché comunque bisogna dire che noi non abbiamo documentazioni che esprimano, che ci dicano che lui abbia fatto un ricorso generalizzato ai crimini di guerra o alla guerra contro i civili, come ha fatto Kesselring in Italia, ad esempio. Pare anche che quando fosse ufficiale dei Freikorps, che sarebbero quelle specie di squadracce della morte che avevano schiacciato la rivoluzione socialista in Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale, lui molte volte fosse riuscito a raggiungere una vittoria semplicemente parlamentando e cercando di calmare la situazione invece che massacrare la gente. Al netto di questo, lui era un generale che ha accettato di avere un importante ruolo di comando in una dittatura razzista che si proponeva l'eliminazione di tutta una serie di popoli e di culture. Ovviamente il fatto che alla fine lui sia stato costretto a misurarsi con questo contesto nel quale era inserito è un finale tragico, insomma, perché lui a un certo punto... Poi bisogna dire un'altra cosa: tecnicamente gli storici dovrebbero ragionare con le fonti, e a tutt'oggi è difficile capire in realtà quale fosse il coinvolgimento di Rommel nell'attentato del 20 luglio, che cosa avesse detto, che cosa avesse fatto. Esiste una foto fatta in una delle case di uno dei congiurati, poi tutti quelli che erano nel complotto sono stati torturati e poi uccisi, e si sa che uno sotto tortura può dire qualsiasi cosa. Diciamo che alla fine lui esce di scena in questo modo estremamente tragico, proprio da tragedia shakespeariana, e in un certo senso sigilla quello che è il suo mito, un mito che era cominciato grazie all'ammirazione del popolo tedesco, grazie anche a un'ammirazione un po' strumentale dei propri nemici, perché se tu dici che il tuo nemico è fenomenale, indirettamente parli bene anche di te stesso, che è la stessa cosa che hanno fatto gli americani con l'ammiraglio Yamamoto nei primi anni di guerra. E detto questo, appunto, Rommel diventa, spero che mi passiate questa metafora, questa espressione, diventa un po' la metafora della Germania alle prese col nazismo, una persona di estrema qualità, con molte qualità, una persona tutto sommato onesta e retta. Pare che lui non fosse parte di quello schema di corruzione generalizzata nel quale erano inseriti molti altri generali tedeschi che sostanzialmente rinunciavano al loro ruolo critico verso Hitler in cambio di denaro, perché questo è il famoso conto 5. Lui sembrava non fosse inserito in questo contesto, che alla fine forse si rende conto di aver contribuito a una tragedia umana che resterà scritta nella storia del mondo per sempre, e cerca di porvi rimedio, e alla fine trovando la morte. È una figura emblematica della Germania del suo secolo. Grazie. Allora, Damiano Fusaro, questo personaggio, una descrizione, un suo punto di vista, perché chiaramente facciamo fatica a ricostruire esattamente chi era Rommel, dovremmo essere vissuti a quell'epoca e avere contatti diretti. Prego. Facciamo fatica per due cose. La prima, che quando si crea un mito, dentro al mito ci sta un po' tutto, e dentro al mito ci sta anche quello che noi vogliamo vedere in un mito. Ripetiamo, dalla parte degli avversari di avere quindi validità in un nemico forte, e dalla parte di chi lo crea internamente per far vedere la rettitudine. E seconda cosa, Rommel non arriva al processo di Norimberga, quindi noi non sappiamo esattamente quello che è successo. Resta
però questa figura resta una figura che può testimoniare un certo tipo di rettitudine, di ammirazione anche da parte degli avversari, e non da storico ma uomo del mio tempo che rappresentava in quel momento la parte sbagliata. Certo, beh, certamente è una mentalità, un suo ruolo importante. Sarebbe stato un eroe se avesse detto di no a Hitler e magari avesse creato una sorta di resistenza, ma non stava nel periodo storico e non stava nell'educazione prussiana o germanica a fare una Era stato cosa addestrato di questo a fare genere. dell'altro lui. Esatto, però vorrei sottolineare la presenza di un certo banchiere e ministro delle finanze che si chiamava Schacht, che è il finanziatore dell'attentato, che viene arrestato e messo in campo di concentramento, campo di sterminio, vengono uccisi, dove vengono poi convogliati buona parte degli insurrezionisti contro Hitler, vengono uccisi tutti, viene risparmiato lui. Gli americani lo trovano nel campo di Birkenau, mi pare che fosse, o forse no, adesso non ricordo esattamente. Sachsenhausen forse? No, era a sud vicino all'Austria, un altro Birkenau e Auschwitz. Mauthausen, ecco, e lì naturalmente lo trovano e sarà sottoposto al processo di Norimberga, ma viene liberato perché? Perché lui ha finanziato l'attentato a Hitler e quindi meglio di così. Aveva finanziato e aveva trasportato in Sud America, ma anche in altri paesi, le risorse che gli nazisti avevano messo da parte. E una volta il suo aereo che veniva dall'India deve atterrare per forza a Israele perché aveva problemi di navigazione e naturalmente lui rimane dentro l'aereo perché è territorio internazionale e quindi diciamo che gli israeliani non possono andare su ad arrestarlo, cosa che poteva succedere, ma comunque. E lui aveva le carte topografiche delle banche dove i nazisti avevano messo e quindi si, diciamo, risparmia la vita. Grazie di questi vostri interventi, perché io spero che i nostri telespettatori finalmente abbiano chiarito questa figura, anche se tra di noi abbiamo interpretazioni diverse che arricchiscono quella che è la figura fondamentale di Rommel e Caporetto e poi tutte le altre battaglie, lo sbarco in Normandia, eccetera. Grazie infinite. Certo, grazie ai nostri ospiti perché ci hanno veramente aiutato a presentare un quadro completo anche di un periodo storico importantissimo, cioè quello delle due guerre mondiali sostanzialmente. Ringrazio Patrizio Zanella per essere stato con noi, il dottor Giulio Bobbo in collegamento e Damiano Fusaro. Grazie a voi. In studio. Prima di salutarvi, come sempre, brevemente un pensiero e un aggiornamento ai nostri ospiti silenziosi. Allora, Julian Assange, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, giornalista australiano in attesa di estradizione negli Stati Uniti, dove rischia appunto una condanna più che secolare. E la manifestazione che è stata a Ponte San Nicolò. Certo, certamente, si è tenuta una serata giusto ieri sera a Ponte San Nicolò in cui si è parlato di Julian Assange e del motivo per cui lo vogliono sostanzialmente eliminare, ma quello che è ancora più grave è che si cerca di mettere il bavaglio all'informazione, cosa che sta avvenendo, ne abbiamo parlato all'inizio della puntata, anche in Iran, dove stanno protestando i giovani per l'omicidio di Mahsa Amini. Ricordiamo anche la figura di Aung San Suu Kyi, la leader birmana, che è stata nuovamente condannata ad altri 3 anni di carcere per corruzione e adesso è arrivata a una pena di 23 anni. Ricordiamo che è ancora sotto processo per diverse altre accuse, attualmente sta scontando la pena in isolamento in una prigione nella capitale del paese. Poi c'è questa vicenda kafkiana, forse possiamo definirla così, di
di Patrick Zaki, studente egiziano, e cui questo processo che non finisce, ancora è in libertà, ma ovviamente è sempre sotto inchiesta in Egitto, e anche per lui ci auguriamo adesso il prossimo mese di novembre, nell'ennesima udienza, che possa esserci una sentenza di assoluzione. Bene, ci fermiamo qui perché è veramente tardi. Grazie ancora ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato, grazie ai telespettatori, a voi telespettatori che ci avete seguito fino a quest'ora. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con TV7 Match, ore 21.